Si è esaurito il conto alla rovescia per la bella di mezzanotte ed è mezzanotte spaccata quando l'autostart accende i lampeggianti e si va in partenza per questo race-off del campionato europeo 2024, la 90ª edizione del campionato europeo, gruppo Orogel. Due in finale, uno nella storia, uno tra Clickbait, Roberto Vecchione e Chance EK e Pietro Gubellini. Si vanno a disporre dietro le ali della macchina. Pietro Gubellini prende subito l'ala, si attacca al 2, non vuole lasciare un centimetro più in su della corda a Roberto Vecchione. Va a rete per secondo. E ora i due, dietro le ali della macchina, iniziano la progressione. Autostart accelera ulteriormente e si prepara al lancio. È velocissima Chance EK che ci prova. Partiti. Chance EK mette qualcosa avanti a Clickbait che prova la difesa. Pietro mette mezzo cavallo davanti, si difende Clickbait all'imbocco della prima piegata. Chance EK che le prova tutte. Clickbait che si difende a metà della prima piegata. Clickbait che mantiene la posizione all'interno di Chance EK che ci ha provato ma non c'è riuscita. Ne è venuto fuori però 13,8 per il lancio da 1,9 al chilometro. Si adegua in seconda posizione Pietro Gubellini che cerca di risparmiare ora un po' di energie, le risparmia anche Roberto Vecchione che riprende in mano Clickbait e ora l'andatura è da race-off, è tattica. I due si guardano in faccia, ovviamente Clickbait ha il vantaggio tattico di essere al comando. Chance EK dovrà decidere quando provare a sferrare l'attacco. 600 metri in 45,7, frazione lentissima in 16,8. Passaggio davanti alle tribune con Clickbait che guida nella sua scia, rimane Chance EK, si va piano qui, un altro paletto da treno o poco più, 32,6 per la seconda frazione di gara. Clickbait in vantaggio, Chance EK che non si scosta di un millimetro, inizia a spostare Pietro Gubellini quando siamo al chilometro passato in 1,17,5 e c'è l'attacco da parte di Chance EK, si alza il volume del Savio, Chance EK ci prova, Clickbait che accelera con decisione, Chance EK che prova a metterlo sotto pressione, la retta di là in 13,4, un parziale micidiale. Clickbait ha cambiato marcia, Chance EK ha dato il parziale ed è rimasta lì. Clickbait che ora prova a staccare nei confronti di Chance EK quando siamo all'ingresso della addirittura d'arrivo a 200 dalla conclusione. Clickbait ha respinto anche il secondo affondo di Chance EK che ci riprova. Clickbait è in vantaggio, Chance EK al terzo parziale ci prova. Clickbait in vantaggio, Chance all'attacco, Clickbait e Chance EK. Clickbait vince il campionato europeo, 27,4 ad arrivare, 1,13,5. Roberto Vecchione in salchi a Clickbait. Alessandro Gocciadoro al training con la scuderia Morrowstall Racing porta al palo un cavallo americano a distanza di 15 anni dall'ultimo, Algersol. Roberto Vecchione, Clickbait, Roberto Vecchione, la proprietà olandese, il training è italiano, è giallo, è di Alessandro Gocciadoro. Perfetto in salchi Roberto Vecchione a respingere tutta strada una valorosissima Chance EK che ha dato 3 parziali, uno a partire, uno sulla retta di là, uno in retta d'arrivo. Le è mancato davvero poco per riuscire a battere quello che è il vincitore del campionato europeo 2024 che è Clickbait, e andiamo a sentire in premiazione le impressioni di Roberto Vecchione, vincitore in questa stagione delle 2 corse più importanti al Savio del Super Frustino e del campionato europeo.